Allora, qua si respira proprio un altro profumo, è una zona di invecchiamento, ci sono tante botti, qua stiamo parlando sempre di aceto IGP, e però con sfumature di qualità, Sabrina. Poi dicevamo che questa è un'azienda storica del 1912, a questo punto parliamo anche due parole della tua azienda, che è stata fondata ai primi del Novecento, quindi con una lunga tradizione, no? Che nasce da una bottega per poi arrivare anche all'aceto. Sì, la nostra storia nasce dalla mia bisnonna che nel 1912 ha ottenuto la prima licenza di produzione di aceto balsamico di Modena. La mia nonna si chiamava Elena Monari, ha sposato Federzoni e da questo matrimonio Monari i due Federzoni. nomi. Siamo rimasti a Modena per tanti anni e all'inizio degli anni 90 ci siamo trasferiti qui in mezzo all'azienda agricola, dove noi oggi abbiamo oltre 5.000 botti, tutte di rovere, che riteniamo essere il legno migliore in termini di aromi e di complessità del prodotto finito, e ogni botte è un po' una storia a sé, nel senso che in base a quanto è invecchiata la botte, alla posizione, nell'altezza della batteria piuttosto che della vicinanza o meno a fonti di calore, ogni botte ha vita a sé e produce un prodotto con un gusto particolare, un aroma particolare, tutto buonissimo. Ecco, io ho visto qua che c'è una vecchissima bottiglia che era, diciamo, la confezione che voi usavate anni fa. Sì, questa è la confezione che sui vecchi modenesi ricordano, era il marketing dell'epoca, c'è un grappolo perché il prodotto veniva dall'uva, la ragnatela perché significa che il prodotto è invecchiato e il lucchetto perché è una ricetta segreta. Poi ci hanno detto che la ragnatela su un prodotto alimentare non era bella e l'abbiamo dovuta togliere. L'avete togliere. Guarda, allora, noi adesso abbiamo raccontato un po' di notizie, vi abbiamo dato un po' di notizie sull'aceto in generale, continuiamo a parlarne perché adesso parleremo anche di aceto balsamico DOP e ne parliamo con il presidente Enrico Corsini, che è il presidente del consorzio dell'aceto balsamico tradizionale. Grazie Sabrina. Avremo modo, insomma, di vedere qual è l'evoluzione di questo mercato dell'aceto balsamico anche in vista di quello che sta succedendo a livello internazionale con i dazi che comunque complicano la vita non solo ai produttori di aceto ma in generale. Grazie Sabrina. A voi, tornate quando volete. Grazie. Ci siamo spostati di qualche chilometro, siamo ancora in territorio modenese, siamo a Rubbiaro, una località di un comune che si chiama Nonantola, e siamo in una acetaia storica di aceto balsamico tradizionale DOP e sono in compagnia del presidente di questo consorzio, Enrico Corsini. Buongiorno Corsini. Noi abbiamo parlato a 360 gradi di aceti e abbiamo lasciato per ultimo il balsamico tradizionale di Modena. Allora, abbiamo dato un taglio un po' economico, vendite. Come sta andando questo settore particolare, che è una nicchia che però è in crescita? Beh, noi abbiamo chiuso il 2025 con un dato sia economico che di numero di imbottigliamento storico, record di tutti gli ultimi 20 anni. Poi ovviamente ci auguriamo che il 2026 sia anche migliore, quindi per adesso siamo soddisfatti e stiamo lavorando per fare sempre più promozione, come abbiamo fatto nel 25, ne faremo anche nel 26, e abbiamo alcune iniziative. In modo particolare cerchiamo di coinvolgere sempre più le acetaie, come abbiamo fatto durante le acetaie aperte, e abbiamo avviato questo progetto della mappatura delle acetaie per fare in modo che il turismo enogastronomico, che dovrebbe aumentare anche nel ruolo nuovo del consorzio, prenda piede. In sostanza, che cosa significa mappatura? Cioè, cosa state facendo esattamente? Dunque, noi abbiamo invitato ovviamente tutte le acetaie, tutti i soci. Abbiamo raccolto 53 disponibilità. Questa agenzia che abbiamo incaricato le ha visitate e ha cercato di capire se hanno tutti i requisiti, quelli che richiede un po' il turismo anche moderno. Devo dire che quasi tutte sono in regola, si può sempre migliorare. Abbiamo fatto un'assemblea, abbiamo raccolto i pareri di tutti, c'è molta soddisfazione, concluderemo probabilmente il lavoro verso la fine di aprile e a quel punto ci sarà una guida e tutte queste acetaie andranno su questa piattaforma di livello internazionale e quindi tutto il mondo potrà vedere come e quando si può venire a visitare le acetaie
del balsamico tradizionale di moda DOP. Quindi un DOP in vetrina, questo significa che il turismo ha portato un grande beneficio anche da questo punto di vista, cioè chi viene in Emilia-Romagna viene per l'aceto balsamico tradizionale, viene per i nostri prodotti tipici del territorio, dal parmigiano reggiano. E questo è un incentivo ulteriore, quindi per visitare il nostro territorio, quindi anche vivacizzare l'economia. Ma in effetti noi diciamo sempre che abbiamo un tesoro che nessuno ci può portare via, il territorio. E noi dobbiamo valorizzare il territorio, far incuriosire i turisti a venire nei luoghi di produzione. Questo vale anche per tutti gli altri prodotti DOP IGP, che ne abbiamo 44 in Emilia Romagna, 22 a Modena, però questo la curiosità di venire a visitare, sentire il profumo di una acetaia e ovviamente poi assaggiarlo nei vari ristoranti, in modo particolare in quello che siamo oggi, che è un'esaltazione del prodotto in cucina. Ecco, il profumo è fondamentale per l'aceto balsamico, è una cosa che quella non si può descrivere perché effettivamente è molto buona. Parlando anche di volumi che esprime questo prodotto che chiamiamolo oro nero, perché di fatto è veramente una delizia. Di che cosa stiamo parlando, Presidente? Ma dunque, per far capire, l'IGP, che è un prodotto ovviamente che ha incontrato fortunatamente in tutti e 5 i continenti, è un prodotto ovviamente che ha raccolto dei grandi risultati, fa 92 milioni di litri. Noi siamo arrivati a 17.000 litri, che vuol dire 170.000 bottigliette da 100 ml, quindi sono nel firmamento sono tante stelle che girano per il mondo, e quindi vuol dire che è un prodotto di grande eccellenza, di grande gamma. Va detto che anche il periodo di invecchiamento ovviamente comporta tempi molto lunghi, quindi anche di conseguenza noi non potremmo mai accontentare il mercato, anche se avesse delle richieste superiori a un certo punto, perché il nostro ingrediente è il tempo, quindi almeno 12, almeno 25 anni di invecchiamento per ottenere un extra vecchio. E quindi ci vuole pazienza, il tempo fa il suo lavoro e soprattutto la passione dei nostri produttori, che sono gente incommiabile. Poi ci sono le acetaie aperte, evento che voi fate tutti gli anni e che tutti gli anni questo porta sempre centinaia, migliaia di persone a visitare le aziende. È un'ulteriore conferma di quanto sia apprezzato il prodotto. Certo, noi le acetaie aperte abbiamo cominciato tanti anni fa. Io ho sempre detto che la cosa importante è la continuità e quindi continuiamo a farla. L'anno scorso abbiamo avuto questo bel rapporto con la fondazione del Teatro Pavarotti Freni con il bel canto, continueremo anche quest'anno, probabilmente rinnoveremo anche l'accordo con la Fondazione Arena di Verona, perché credo che sia un mondo col quale sul piano internazionale possiamo avere dei riscontri. Grazie Presidente, noi ci fermiamo qua per qualche minuto di pubblicità.